Il dibattito interno alla coalizione conservatrice polacca che sta bloccando i fondi europei è condizionato anche dalla lobby degli allevatori di visoni. In Moldavia la vittoria nelle elezioni presidenziali di Maia Sandu apre al paese nuove prospettive europee. La Bulgaria, per questioni storiche e linguistiche, ha deciso di bloccare l'avvicinamento della Macedonia del Nord all'Unione Europea. In Albania, a un anno dal terremoto, malgrado le difficoltà provocate anche dal Covid, procede la ricostruzione. A Tallinn un museo presenta la quotidianità e gli orrori della dittatura sovietica in Estonia. Prima che l'ondata autunnale del coronavirus stravolgesse la Polonia, un argomento apparentemente di scarsa importanza ha lacerato la maggioranza e costretto al rimpasto di governo gli allevamenti di visoni per la produzione di pellicce. Ad alimentare il dibattito, un documentario che mette a nudo i punti deboli del settore. Il disegno di legge sul benessere animale presentato dal Partito Conservatore al governo, Diritto e Giustizia, non ha avuto vita facile. I principali oppositori si sono rivelati deputati più a destra, quelli di Polonia Solidale, partito alleato e guidato dall'ambizioso Zbigniew Ziobro, ministro della giustizia e demiurgo delle contestate riforme che, secondo i critici, mettono a rischio lo Stato di diritto. Ziobro ha rappresentato i sentimenti della parte più tradizionalista del paese e le preoccupazioni degli allevatori arrivati fino a Varsavia per protestare. Polonia Solidale ha incassato il sostegno della influente Radio Maria. Nulla che abbia fatto cambiare idea al dominus di Diritto e Giustizia, Jarosław Kaczyński, un noto amante dei gatti, interessato a non alienarsi l'elettorato più giovane e più attento all'ambiente, a cui parla anche con la piattaforma TikTok. La legge ha mandato in crisi la maggioranza fino al giuramento di un nuovo governo che include per la prima volta, dopo 13 anni, lo stesso Kaczyński. Il fratello del compianto Lech aveva preferito tenere le redini del potere libero da ruoli istituzionali da quando il suo partito era tornato maggioranza in Parlamento, spiega la politologa Małgorzata Kaczorowska. È molto più semplice non avere responsabilità di governo, ma comandare dietro le quinte come ha fatto dopo le elezioni del 2015 e del 2019. In realtà ogni decisione politica era presa nella sede di diritto e giustizia dal suo leader Jarosław Kaczyński. Kaczyński ha assunto la carica di vice premier con competenza sulla sicurezza nazionale e sul coordinamento tra ministeri. Dall'interno del governo avrà una visione di prima mano di cosa succede. Non dovrà essere informato da altri, ma sarà al centro dei rapporti tra ministeri. Questo è molto importante, ma perché non ha deciso di sostituire il primo ministro Mateusz Morawiecki? Penso che sarebbe stato un lavoro più intenso e più dispendioso in termini di tempo. È in questo contesto che il governo Morawiecki si è presentato al negoziato europeo sul Recovery Fund senza fare sconti. Polonia e Ungheria hanno posto il proprio veto perché contraria alla clausola di esclusione dalla ripartizione dei fondi in caso di violazione dello Stato di diritto. In un duro discorso al Parlamento, Morawiecki ha spiegato le sue ragioni facendo appello alla sovranità e all'autodeterminazione. Mówimy głośne nie dla Diciamo un sonoro no a tutti i meccanismi che ci puniscono come se fossimo bambini cattivi e che trattano la Polonia e altri Stati membri dell'Unione Europea in modo diverso. Polonia e Ungheria sono beneficiarie nette di miliardi di fondi comunitari, ma di fronte al deteriorarsi dello Stato di diritto, alcuni paesi centro-nord europei pretendono un cambio di rotta. Nel ruolo di mediatrice, la cancelliera tedesca Angela Merkel. Da gennaio a ottobre in Serbia sono morte 2.630 persone in più rispetto allo stesso periodo del 2019. In febbraio e marzo di quest'anno, quando l'infezione ancora non c'era, il numero di decessi era addirittura calato rispetto allo stesso periodo del 2019. Dopo aver contenuto la prima ondata in primavera, la Serbia ha registrato un picco significativo di casi di coronavirus tra la fine di giugno fino alla metà di agosto. Secondo le statistiche ufficiali, la Serbia fino al 24 novembre ha registrato 133.029 casi totali di coronavirus, 1.274 i decessi per Covid.
Maia Sandu, europeista convinta, è la nuova presidente della Moldavia, la prima donna a ricoprire questo incarico. Nel ballottaggio vinto contro il presidente uscente, il filorusso Igor Dodon, Maia Sandu è stata scelta dal 57% dei votanti. Economista, 48 anni, in passato per un breve periodo ha già guidato un governo di centrodestra. La collega Lucia Sgueglia l'aveva intervistata per Est-Ovest nel 2018 e già allora rimarcava il bisogno per la Moldavia di entrare in Europa e combattere la corruzione, percepita come un ostacolo al progresso economico e sociale. I moldavi vogliono uno Stato giusto, uno Stato che non difende i ladri, uno Stato che possa gestire in modo corretto i soldi delle tasse. Uno Stato che protegge e rispetta ogni cittadino. Uno Stato che unisce tutti, con istituzioni forti, con dipendenti pubblici e politici che obbediscono alle leggi, non ascoltano le telefonate dei potenti e sono onesti, per non essere indagati dai giornalisti. Prima di entrare in politica nel 2012 diventando ministro dell'istruzione, Maia Sandu è stata un economista tra l'altro con una formazione e una carriera internazionale soprattutto legata agli Stati Uniti. Qui ha preso la seconda laurea, il secondo master ad Harvard e ha lavorato a Washington alla World Bank, alla Banca Mondiale. Dopodiché appunto è entrata in politica nel 2012 diventando ministro dell'istruzione, 3 anni dopo ha fondato il suo partito, il Partito di Azione e Solidarietà, e nel 2019 per un breve periodo finché appunto la sua coalizione non si è sfaldata è stata anche premier. Diciamo che la sfida di queste presidenziali, come anche le precedenti in cui già Dodon e Sandu si erano sfidati, è stata appunto tra economisti. Anche Dodon appunto è un economista, più o meno sono coetanei e hanno studiato insieme all'Accademia di Studi Economici di Chișinău. E tuttavia appunto a connotarli ci sono 2 vettori geopolitici sostanzialmente diversi, perché da un lato abbiamo Sandu che si connota in maniera aperta come filo-europea, dall'altra parte invece Dodon è noto per le sue posizioni invece filorusse. La Moldavia, ex Repubblica Sovietica, indipendente dal 1991, conta poco più di 3 milioni e mezzo di abitanti. Nel paese il salario medio è di poco inferiore a 260 euro. Decisivi per la vittoria della Sandu gli elettori che sono emigrati nei paesi dell'Europa occidentale. Al secondo turno oltre 262.000 moldavi all'estero hanno votato e oltre il 92% ha votato per lei, quindi insomma sottolineando come la scelta di Sandu di porsi come filo europea effettivamente vale per i moldavi all'estero. La nuova presidente dovrà affrontare anche la questione della Transnistria, regione secessionista in cui dopo la guerra del 1992 a garantire la pace è un contingente militare russo. I buoni rapporti del presidente uscente Dodon con Putin non hanno portato a risultati e questa è anche una delle ragioni della sua sconfitta. Maia Sandu ha annunciato di voler avviare trattative dirette con i secessionisti, ma anche di voler cercare appoggi internazionali, soprattutto atlantici, per risolvere la questione. Si è tenuto in Bulgaria, in questo complicato 2020, l'incontro annuale lungo la strada che porterà 6 paesi dei Balcani occidentali nella famiglia europea. Un'altra tappa di quel processo di Berlino, la cui pietra angolare fu posta sin dal 2014 dalla cancelliera Merkel. Sofia è stata per una giornata il luogo di discussione tra i capi di Stato e di governo dell'area balcanica e quelli dei principali paesi dell'UE sui progressi in tema di riforme necessarie per l'ingresso nell'Unione. Per Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro e Macedonia c'è un piano economico che impegnerà l'Europa per 29 miliardi di euro in 10 anni. Un'adeguata integrazione economica contribuisce ad accelerare la convergenza con l'Europa, è il parere di Olivier Varhelyi. Il commissario europeo per l'allargamento è fortemente convinto che senza i Balcani per l'Europa non c'è stabilità. Il vertice si chiude con nuovi impegni e pacche sulle spalle anche tra Boyko Borisov e Zoran Zaev, ma esattamente 7 giorni dopo l'incontro di Sofia è proprio il governo bulgaro ad alzare un muro contro i negoziati con la Macedonia del Nord, candidata con l'Albania a diventare i 2 prossimi stati membri entro dicembre. Nella comunicazione sulla politica dell'allargamento pubblicata dalla Commissione europea lo scorso 6 ottobre, la Macedonia del Nord ne esce particolarmente bene.
Secondo Bruxelles, Skopje si sta allineando alla politica estera dell'Unione Europea, sta combattendo per una maggiore trasparenza delle istituzioni e ha anche riportato alcuni successi, per esempio nella gestione della pandemia, nell'organizzazione delle elezioni. Rimangono alcune aree in cui serve ancora lavorare, come le riforme del sistema pensionistico o il controllo del Parlamento sui servizi di intelligence, ma complessivamente questo piccolo paese balcanico sembra aver imboccato convintamente la strada dell'integrazione in Unione Europea. Se il processo di avanzamento della Macedonia ottiene la luce verde da Bruxelles, per Ekaterina Zarieva, ministra degli esteri bulgara, la Macedonia non è pronta per l'integrazione, non soddisfacendo le condizioni poste dal suo governo, attuando, dice, una politica anti-bulgara. I veri motivi che spiegano questo veto sono delle bieche esigenze di politica interna. Il governo di Boyko Borisov è contestato da settimane da manifestanti in piazza e giocarsi la sempreverde carta nazionalista identitaria è utile per mantenersi a galla nei sondaggi, anche al costo di vessare, di bullizzare un paese candidato ad entrare in Unione Europea. Dal piano economico e di investimenti promosso dalla Commissione Europea per i 6 stati dei Balcani occidentali per un totale di 9 miliardi di euro, la Macedonia ne beneficerà principalmente in 4 settori: potenziamento della rete di smaltimento dei rifiuti, produzione elettrica tramite eolico e solare, interconnessione dei gasdotti a livello regionale e modernizzazione della linea ferroviaria nel contesto del cosiddetto corridoio 10, nord-sud. Ma soprattutto il governo e la popolazione macedone si aspettano di ricevere dei benefici concreti e tangibili per far capire a tutti all'interno del paese che aver puntato sull'Unione Europea è stata la scelta azzeccata. Allo stop di Sofia, Skopje risponde con un atteggiamento cauto, temendo di vedere allontanare l'appuntamento di fine anno. L'Europa avverte: spetta ai 2 paesi risolvere la questione, sapendo che anche per lei la posta è alta. Questa attitudine, che gli addetti ai lavori chiamano nazionalizzazione del processo di adesione, ovvero l'imposizione di condizioni specifiche ai paesi candidati da parte degli Stati membri, mina il processo di allargamento e piaga la credibilità dell'Unione Europea nei Balcani occidentali, facendo precisamente il gioco dei nemici dell'Europa, sia all'interno che all'esterno del continente. Mezzi e maestranze al lavoro a Durazzo per ricucire le ferite prodotte dal terremoto che ha colpito l'Albania un anno fa. Furono 51 le vittime, oltre 3.000 i feriti. Si interviene su palazzi, scuole, venati da crepe che testimoniano la violenza del sisma, scosse che hanno ridotto in briciole migliaia di strutture. Si stima che siano stati 14.000 gli edifici distrutti o danneggiati per un danno di quasi 850 milioni di euro. Rimossa larga parte delle macerie, la ricostruzione deve però entrare nel vivo. Il governo socialista, capeggiato da Edi Rama, si era impegnato a garantire nuove abitazioni entro l'inverno, ma la seconda ondata della pandemia ha costretto l'esecutivo a rivedere i piani. I danni maggiori si sono registrati nella zona di Thumane e qui a Durazzo, ma ha ridotto anche l'appartamento di Camille, 65 anni, arrivato in Italia nell'agosto 1995, quando i suoi 2 figli avevano 7 e 10 anni. Sono tornato qua 2 settimane dopo il terremoto, che si vede che ha avuto un scosso duro, un terremoto che poteva portare giù come altri palazzi che sono andati giù, però per fortuna non ha avuto le crepe che abbastanza grosse, che è diventato non abitabile. Il governo è stato vicino, la gente è vicina a noi. Adesso hanno cominciato a ristrutturare. Da quando è approdato nel nostro paese, Camille vive e lavora in provincia di Piacenza, ma non esclude un giorno di tornare in patria. Questa casa è la nostra, la teniamo per venire a fare le vacanze e poi non si sa cosa succede domani, può darsi che cambiamo idea, veniamo a abitare qua, è difficile venire a abitare sempre qua. Sono le 3:54 della notte del 26 novembre 2019 quando l'Albania viene svegliata da una scossa di magnitudo 6.5. L'epicentro è localizzato nel nord del paese, tra Lalec, Kuraten e Shkafane, nella prefettura di Durazzo. Oggi il paese delle aquile prova a risollevarsi, ma non mancano le famiglie costrette a vivere ancora nelle tende, come quella di Zeni, che deve fare i conti anche con problemi di vista. Siamo a Shperdet, 5 km a nord di Thumane.
Va molto male. Le istituzioni si sono dimenticate di noi. È un anno che viviamo così e ora è tornato anche il freddo. La casa è inabitabile, il tetto è crollato e ha danneggiato mobili ed elettrodomestici. Praticamente ci sono rimasti solo i vestiti. Viviamo in miseria e chiediamo al governo di far ripartire la ricostruzione anche qui. Ci spostiamo di pochi chilometri e ci imbattiamo in quella che sarà la nuova casa di Edward. Lui ha deciso di metterla in piedi in prima persona, ma la struttura non è completa e con la moglie, i 3 figli e la madre, dopo aver lasciato la tenda, vive nell'abitazione colpita dal terremoto. Il più piccolo dei miei figli, che ora ha 8 mesi, è nato nella tenda. Ci siamo barcamenati per molto tempo, ma con l'arrivo dell'inverno, del gelo, non potevo più attendere, anche perché il bambino si è ammalato e sono stato costretto a portarlo in ospedale. Ora dobbiamo stare in questa casa finché non finirò la nuova. È pericolante e rischiamo la vita, ma non abbiamo scelta. Valigie di cemento, blocchi inamovibili che portano in sé tutto il peso della sofferenza. Il Vabamu, il Museo dell'Occupazione e della Libertà di Tallinn, già dal suo ingresso mostra le traversie del popolo estone che, destino comune a mezza Europa, ha sacrificato 2 generazioni sotto il giogo della falce e del martello. Storie, vite e memorie di 50 anni di colonizzazione sovietica, mezzo secolo di diritti e libertà negate. Maria Tin è una delle curatrici. Il nostro museo è costruito attorno a questo vero vagone che deportava gli estoni in Siberia. Non è una riproduzione, è un vero vagone e puoi sentirlo, puoi percepirlo quando sei qui. Ci sono oggetti come questa giacca alle mie spalle. La indossava un ragazzino di 14 anni, deportato nel Gulag, e ha continuato a indossarlo per anni, fino a quando è tornato in Estonia, ormai adulto. Sotto la guida sanguinaria di Stalin, più di 20.000 estoni furono deportati su carri bestiame come questo, nel sistema del Gulag, in Siberia e in Kazakistan. Il 70% erano donne e bambini, molti di loro non fecero mai ritorno. La grande paura non abbandonava l'Homo Sovieticus scampato al campo di concentramento, ma lo inseguiva fin dentro le mura domestiche, dove la delazione era all'ordine del giorno. Il museo ricostruisce anche quella pagina della recente storia dell'Estonia. Questo particolare tipo di cucina ha un significato simbolico. Prima le comunalka avevano una cucina comune in cui tutte le famiglie cucinavano insieme. Non c'era la privacy. Invece con l'avvento di queste cucine, per la prima volta, ogni famiglia poteva finalmente parlare di argomenti che erano vietati in quei tempi. L'edilizia abitativa che sotto la spinta di Khrushchev diede una casa a ogni cittadino sovietico fu uno dei vanti dell'URSS, ma non riuscì a liberare la gente da quella soffocante claustrofobia che fu tra le spinte maggiori della rivoluzione, che a spallate abbatté il muro di Berlino. In quelle case, in quelle cucine, le stesse stoviglie, lo stesso mobilio, la stessa radio e la stessa TV del vicino, dei parenti, degli amici. Il sistema di produzione centralizzato omologava le case come elementi, eppure col passare degli anni, dice Maria, molti visitatori si fanno cogliere da sentimenti contrastanti. Nostalgia, perché avevamo tutti questo tipo di cucina in casa. Io sono cresciuta in questo tipo di cucina. Puoi andare al museo e dire, oh, ce l'avevo questo, ma a parte questo noi cerchiamo di far pensare perché era così, che tutti avevamo le stesse cose. Che tipo di società era? Cioè, quando c'è la libertà non hai questo genere di cose. Non sono tanti i visitatori oggi di questo museo, una realtà privata no profit gestita da una fondazione, ma ogni tanto passa qualche scolaresca ed è allora, dice Maria, che il Vabamu dà il meglio di sé, svolge la funzione per cui è stato pensato, quella di far vedere con i propri occhi ai più giovani un passato che a loro appare remoto, ma che per molti estoni fa parte di un vissuto familiare. Sembra incredibile ai teenager, ai più giovani, che possano essere accadute queste cose in Estonia. Credo che questa sia la cosa più difficile, perché loro immaginano che fatti del genere possano succedere solo nei libri di storia e non possano ripetersi ancora.
Uno degli obiettivi del nostro museo è domandarci come possiamo mantenere la nostra libertà e fare in modo che cose come queste non riaccadano più, perché in teoria potrebbero riaccadere.